Opla, buongiorno a tutti, ben ritornati in questo nuovo sentiero. Il sentiero l'ha fatto lui, quindi se ci sono problemi è colpa sua. Buongiorno. Allora, siamo nel Monte Grappa, il nostro obiettivo è arrivare in cima a Grappa. Vi avevo già portato il Monte Grappa su questo canale, ma avevo fatto vedere una ferrata. Qua siamo, suppongo, da tutt'altra parte. Oltretutto nello scorso video non avevamo visto la cima, quindi questa volta vedremo anche la cima. Il sentiero parte da 1100 circa, siamo adesso, arriviamo a 1800, ovvero la cima del Grappa. Siamo nel parcheggio, da Semonso si prende la strada provinciale 140, si arriva in questo spiazzo qui, si parte da Campo Croce e si arriva al Sacrario del Grappa. Quindi adesso, visto che mio fratello deve prepararsi con le sue bacchettine da pussi e via dicendo, io nel frattempo mi dirigo e vi faccio vedere dove dovrebbe iniziare il sentiero. Sono allontanato dalle fredde terre milanesi, lombarde, per spostarmi nel caldo Veneto, come potete notare. Monte Grappa, 2 ore e mezza, Campo Croce. Opla. Quindi ci sono buone probabilità che si vada via per di qua. È semplice andare via con lo zaino così leggero. Sì, perché non c'è un drone nello zaino. Sentiero numero 100, saranno 800 metri di dislivello palmati in 14 km, sentiero d'anello. Sei proprio un vecchietto con i bastoncini. Esatto, sono merda più che altro. Sì, in effetti. Dai su, ormai mio fratello è autoctono, quindi... È autoctono. È autoctono, quindi raccontaci un po' la storia delle tue terre. Delle mie terre? Raccontaci un po' la storia del Grappa. Non lo so la storia del Grappa. Ma adesso sei inutile. Non lo so, non ci sono mai venuto qua sul Grappa, a dire la verità. Sono venuto pochissime volte da quando abito qua. Che cazzo me lo menzioni 3x2? Tipo 2 volte. Niente, su c'è il rifugio e bevi la birra. Ah, certo. Nozioni storiche di un certo spessore. Esatto. E basta. Tanto da raccontare sul Grappa, ecco. Questo è quanto da sapere riguardante la grande guerra del Grappa. C'è un rifugio, ci può bere nella birra. E delle grappe. E delle grappe, certo. Di più non vi è dato sapere. Sì. Guardate che intanto che faccio il test dell'audio penso delle merde come ridere. Dopo un breve tratto di avvicinamento, dopo 100 metri circa percorsi, siamo entrati in questa piccola zona boschiva, molto stretta e molto accogliente. Adesso troviamo dei funghi. Sì, ma poi anche se trovassimo dei funghi, sapreste riconoscerli? Del porcino sì. L'anno scorso, 2 anni fa, a ottobre, c'era caldo? Sì, l'anno scorso, 2 anni fa, è stato quando io e te morti abbiamo fatto le 52 gallerie a metà ottobre. Sì, è vero. Infatti oggi avremmo dovuto fare le 52 gallerie. Ah, domani? Cioè, domani, sì. No, in realtà oggi, perché poi doveva venire anche una special guest che tanto mi richiedete, ovvero Simone. Simone lo richiedono tutti sotto i video, Dai. Sì. Fare un'altra con Simone. Questo è. Perché hanno capito anche loro le potenzialità di quell'uomo. Le potenzialità di quell'uomo. Quindi oggi doveva venire Simone, ma ha deciso di raffreddarsi, prendere l'influenza. Fortunatamente non quella che pensiamo. E quindi oggi ha balzato. Poi oltretutto le 52 gallerie adesso sono inagibili perché c'è neve. Mi dispiace perché l'ho fatto 3-4 volte. Tutte e 3-4 volte non avevo ancora aperto il canale, quindi posseggo solo delle foto ricordo. Prima o poi lo porterò. Io so già che mi caverò il giubbino breve. Allora, si stava parlando off camera delle pubblicazioni su YouTube eccetera eccetera, dei format. Ci sono buone probabilità, anzi quasi certe, che a breve, forse mese prossimo, da quando vedrete questo video, verrà pubblicato un vlog con Simone dove parliamo, diciamo, delle vicissitudini montane che alcuni di voi mi hanno mandato su Instagram. Mio fratello si è esposto e proposto di raccontarmi Quanto figato. Sì, si è sentito in dovere di raccontarci in tempo reale, in anteprima, la sua avventura sul Monte Adone, perché mi ha detto che ha avuto un problema con... Ti sei cagato addosso? Cosa hai fatto? Mi stavo cagando in braga praticamente. Si stava cagando in braga. Racconta un po' a queste migliaia di persone. Queste migliaia di persone come si fa cagare in montagna. È semplice, ti lasci andare mentre cammini. Abbiamo cominciato ad agosto questo percorso per fare la Via degli Dei. Io e un mio amico siamo partiti da Bologna, facciamo la prima tappa. Ricordiamo, per chi non dovesse sapere, che la Via degli Dei è quel sentiero che porta dal centro di Bologna al centro di Firenze. Quello sono 120 km circa. 140 circa. 140 in base alla deviazione che fai. Il Monte Adone che altezza era? La prima tappa? No, Monte Adone era la seconda tappa, considerata una delle due tappe un po' più impegnative, ecco, rispetto alle altre. Partiamo la seconda mattina da bed and breakfast, ovviamente a orari tipo 6,
perché agosto, caldo. Arrivo più o meno a metà strada per arrivare sul Monte Adone, quindi già a metà salita, e non ce la facevo più. Allora che il mio amico mi fa: fermati qua. No dai, vai tranquillo, finché ce la faccio tengo botta e vado avanti. Aia, parole fatali. Esatto, parole arrivato dure. proprio in piena salita, lo sforzo mi ha aiutato a aspettare. E fa: guarda, io vado avanti, ma dietro l'argine c'era tipo un piccolo pezzo di montagna, leggero, dove di altezza di 2 metri, vai lì dietro, nessuno passa, stai tranquillo, non c'è nessun problema. In tutta tranquillità vado dietro la mia montagnola, incosciente del fatto che quella era la strada alternativa. Quindi praticamente ho sentito voci, in furia ho dovuto terminare la faccenda. Mi sono ritrovato praticamente in piedi, in mutande, col pacchetto di fazzoletti in mano, con una quarta enorme per terra, tipo una comitiva di 15 persone. No, la strada è di là, no, la strada è di là. No. E io sempre in mutande praticamente a indicare a questi qua la strada. Non contenti, dopo avermi deriso, quando arriviamo sul Monte Adone mi danno in mano il telefono e mi dicono: no, ci puoi scattare una foto? Ma c'era la tua merda dietro? E volentieri. Con le mani tutte impregnate di sterco. Ho preso in mano i suoi 3-4 telefoni, gli ho fatto le foto e ho proseguito, insomma, diciamo. Ma la scena proprio esilarante è stato che sono trovato in mutande praticamente con questo pacco di fazzoletti in mano e la gente tipo a 5 metri da me: no ragazzi, andate di là. Poi c'è stata una coppia finale che era a parte del gruppo che le voleva passare di lì per forza. No, sento profumo di strada giusta. Lo so di qua. Forza, guarda, se vuole passare, faccia lei, però io non glielo consiglio, ecco. Sono passato e ho visto che è un po' impervio. non è proprio così consigliato, ecco. No? 1220, abbiamo fatto un centinaio di metri di dislivello, dobbiamo arrivare a 1800, ne abbiamo altri 600. Finora sempre tratti boschivi. No, perché c'è un sentierino giù, secondo me probabilmente è È un cacatoio, un punto di vista. o un cacatoio o c'è tu ormai li fiuti o un punto panoramico o che a questo punto sono curioso, vediamo se ci muoio, curioso di vederlo. Ah sì, guardate, La giovane età. Oh, guardate Veneto. Fighetto mare. Beh dai, figo però qua. Sì. Dopo comunque, il parapendiolo. Dopo comunque si apre. Sì. Quella è una discreta casa. Mi sa di sì. Bene ragazzi, tutto nella norma. Abbiamo deragliato il sentiero bellamente. Il nostro sentiero era quello verde, quello di sinistra. Come vedete ci troviamo in mezzo Alla boscaglia. alle magrebane. Allora proviamo ad andare su di là. Noi adesso facciamo un bel fuoripista su per di qua e vediamo se riusciamo A ritrovarci sul percorso. a ricongiungerci laggiù, anche se siamo usciti di un pochino. Quindi adesso metto via la fotocamera nello zaino perché mi serviranno 2 mani. Andiamo su con calma. Sì, e poi vediamo com'è la faccenda. Stiamo attenti. Ragazzi, nulla, abbiamo cannato di brutto. Cioè, in realtà non è vero, abbiamo fatto questo sentiero per voi, per farvi vedere il punto panoramico. Ci avevano detto che era bellissimo. Ho detto: vuoi non accontentare le persone che mi seguono nel far vedere loro questo punto panoramico fantastico deviando di soli 2 chilometri? Attenzione, brividi. Sì, bene ragazzi, questa cosa vi deve insegnare 2 cose. Una, non fate i video mentre fate l'escursione, Che se non avevi via dritto. se no vai via dritto. 2, portatevi una cartina sempre. Vedete, io mi sono affidato, a parte il fatto che qua cartello 100 è stato deflagrato per una volta, vedete che non porto la cartina. Comunque niente, dai, via per di qua. Tutto è bene ciò che finisce bene. Vediamo se ci ricongiunge il sentiero che ha fatto il tipo. Sì ragazzi, confermo che è il sentiero giusto ed è anche molto pendente. Sono venuti i Vietnam flashback della Cala del Sasso con i 4444 scalini. No, quantomeno. Aspetta, riesci a tirarlo fuori? Così davanti a tutti. C'è chi ne ha fatto un lavoro. Che quello è vero. Ecco, vedete, noi prima eravamo andati fin là, vai via. Siamo tornati indietro. Fortunatamente abbiamo trovato quest'altra vietta che ci ricongiungerà poi qui, in questo sentiero qui, piuttosto che rifare tutto questo pezzo qui indietro per poi rifare questo. Sempre meglio, abbiamo tagliato. Depur, olè, salita provvisoriamente conclusa, molto provvisoriamente. Sì. Sento provato. Sti gran cazzi. Era un po' che non faticavo così.
Ma detto, il caldo, quando sei così vestito e cominci a sudare, fai il doppio della fatica. Oh, vediamo cosa c'è di là, anche perché dobbiamo andarci. Occhio. Visto? Che Fosbury. Questa parte è bellina. Noi tecnicamente dovevamo uscire da lì. Quel diavolo can. Io non lo so, ma come una netta sensazione che se avessimo preso questo sentiero sarebbe stato più graduale. Noi dovevamo venire via per di qua e arrivare qui. Proseguiamo di qua. Il Grappa è tra 2 ore. Altre 2 ore di cammino. Ma ridere. Si rientra nella fitta boscaglia. 100. Stiamo uscendo dalla fitta boscaglia, passata in maniera molto sobria. Ciao! Ci sono qui, li avevo incontrati anche nella scorsa escursione. Ma mi guarda storto. Iale, te e il tuo amico, guarda. Lo stambecco! No, Aldo! Guarda lo stambecco! Fu via come un'anguilla! Mi viene in mente tipo quelle video. È un bell'animale il becco. Sono contento di aver vinto per il miglior becco, col pelo lungo e le corna belle. Ciao amici! Che belli che sono però. Sì. Sono ancora caprioli. No, sono camosci. Sono andato a fare un sentiero 4-5 anni fa a San Pietro in Alpe, che è vicino, in linea d'aria a San Benedetto. Ma la distanza, ma neanche troppa. Ho visto una miriade, sono stati 30-40 camosci, credo. Spaziale. Dobbiamo arrivare lassù, Perfetto. C'è che brilla. Dove c'è la croce che brilla. Ma che bello, questo tratto di sentiero mi piace. Sì, approvo. Questo sentiero mi piace perché è fuori dalla boscaglia. Stavo giusto pensando, se è tutto in boscaglia, questo sentiero qua si becca un 6 scarso. Ma questa parte qua sta risollevando nettamente il punteggio. Noi dobbiamo andare lassù. Ieri c'era neve. È un punto di bivacco quello lì, che se ne avevo privato. No, un bivacco non credo, mi sono un po' grandino per essere un bivacco. Dicevo, ieri c'era neve. Quanto va nevicato? Cosa avevano detto? 10 centimetri, 15 centimetri di neve qui. Poi In cima. in cima naturalmente, sì. Ancora ce n'è un po', a dire il vero. Però poi tra il maltempo, perché stanotte ha piovuto, poi oggi comunque è una bella giornata, c'è così freddo, quindi si è un po' scongelata. Dai, dire la verità, la temperatura oggi non è male. No, infatti. Pensavo fosse più fredda, invece comunque ci sono quei 10-11 gradi che Sì. si riesce ancora ad affrontare tranquillamente l'escursione. Sì, non si gela. È la pioggia più che altro che l'ha fatta sciogliere. Fortunatamente oggi abbiamo trovato proprio una giornata a fagiolo. Questo sentiero qui mi ricorda per certi versi dei tratti che avevo fatto quando sono andato nel Bellunese sul Monte Serva. Dei tratti un po' così pianeggianti, con delle piccole vallatine, alberi così sul sentiero. Boh, mi ricorda. Comunque dai, è proprio bello come sentiero, sto fatto bello aperto, così mi piace. Sì, A me piacciono i sentieri così aperti. sì, anche a me. Cioè, il bosco mi piace, ma quando fai 450 escursioni nel bosco, Una aperta è bella. un'aperta è bella, cioè non disdegno mai il bosco, però Ah, vabbè. a meno che non sia proprio un bosco differente, ma bene o male in queste zone è sempre tutto molto simile. Bello era quel tratto che abbiamo fatto con Simone quando abbiamo fatto Cima 12. Sì, e poi anche Cima 12 è un bel sentiero che vorrei portare, piacerebbe tornarci. Sì. No, decisamente non è un bivacco. Andiamo a cagare in casa di qualcuno. Tanto tu ormai non ti fai più problemi a cagare di fianco a sconosciuti. Io non mi vergogno più di niente ormai. Guarda come se la volano quelli avidamente. Guardate come si rovina una panoramica, Dario. L'ho fermata prima per fortuna, cazzo. Maiale. Bello, non c'è nessuno, silenzioso. Adesso ne prendiamo quello là. No, prendiamo quello là noi. Sì, noi andiamo super di là secondo me. Sì. Beh, non ha di là. Il ciappo e rece del mascio, ho fracco tutto drento. Questa parte qua sarebbe piaciuta molto a Simone. Forse l'unica parte. Simone ha fatto bene a avere l'influenza. Parte di prima ti sarebbe stata un po' stretta. Noi che abitiamo in montagna, guarda che panorami che abbiamo fatto. Noi che abitiamo in montagna. Cazzo, sono quasi più vicino alla montagna io a Milano. Noi che abitiamo in montagna. Voi dovete sapere che questa cosa qua va avanti da un po'. Da 4 anni. Va avanti da 4 anni. Solo perché lui sa che a me piace la montagna. Noi abbiamo sempre vissuto. Che cosa? Ciao! Dicevo, questa cosa sta andando avanti da 4 anni perché noi che abbiamo sempre vissuto nella più totale pianura padana. Un po' sotto la pianura padana.
e contane, sono venuto a leggere su Wikipedia che è ben 3,44 metri sotto il livello del mare. Attenzione, beh sì, noi siamo sotto il livello del mare, certo, cioè eravamo. Ed è il punto più basso d'Italia, contane. Cioè pensa, cioè, a me che piace la montagna, abitavo a 2 chilometri dal punto più basso d'Italia. Sai che a sto punto devo appassionarmi di speleologia. Oh, tra l'altro ho fatto anche un percorso speleologico a Vicenza, tra l'altro. Dove? Le grotte della Rana si chiamano. Molto bello. Ma è quello che avevi fatto col peschetto? Sì, molto molto bello. E mi ricordo che ci avevano detto, aspetta, adesso apro una parentesi dentro alla storia. Ci avevano detto tipo, boh, allora per sessismo puro, ragazze, voi prendete i caschetti con le torce, voi maschietti prendete queste. Ci hanno dato la fiamma viva con il carburo, cioè c'aveva una fiamma viva libera sulla testa. Sentivo, ho detto, ma è sicuro, no? Sì, una volta si usava. Ah, da quant'è che non li usate? No, comunque è stato bello, sconsigliabile a chi soffre di claustrofobia, perché c'era un punto in cui ci passava giusto il mio torace. Comunque, si diceva, sono 4 anni che mi prende per il culo perché mi piace la montagna e lui, essendosi trasferito più o meno in queste zone, sul Padovano, era più vicino alle montagne, ma più vicino non significa abito in montagna. 30 km di grappa, dai. A 30 km da Grappa, ma ci avevo messo 40-45 minuti. E quindi lui mi percula perché dice, io che abito in montagna. Sono più agili di noi, eh? A scendere? Sì, sono più incuranti. Sì. Ciao. Mi stavo arrivando in groppa quel tipo. Ma è Al? Sai che lo proverei per il parapendio? Ma io no, perché se sono messo come quel tipo là mi impaccherei. Guarda lì, secondo me sta più comodo di me a letto. Roba dell'altro mondo. Proverei, deve essere bello. Ma ti dirò, sì. Cioè, ho provato il paracadute, però deve essere completamente diverso sto qua del paracadute. Secondo me te la scegli molto di più su sto qua. Boh. Cioè, è meno, secondo me è meno adrenalinico. Adrenalinico forse magari le prime volte, sai. Sì. Poi dopo secondo me ti abitui e diventa quasi più, forse dico stupidamente, non lo so, più panoramico, più rilassante magari, non lo so, sempre magari stando attenti, ma però boh, anche il paracadute però è adrenalinico fin tanto magari che non si apre, perché poi anche lì te la scialli fino a giù. C'è ancora quella videocassetta lì, perché cazzo, se ci fosse stato il modo di digitalizzarla, perché penso sia forse l'unica videocassetta che testimonia la mia infanzia, perché Può essere. no, sì, perché io non ho mai avuto video da piccolo. È vero, cazzo. Era l'unica videocassetta dove mi si vedeva cosa avevo, 12 anni, 10 anni. Ah, meno, avevo 16 anni io, ne avevi 10 tu. 10, esatto. Sta cibo per me, perché lui ha mangiato il pezzo di pizza. Io invece 4 fette biscottate scrause, quindi adesso un bel paninozzo, mi pontello lì. Marietta, te mi piaci, come il mare, ma ti prego torna a casa e ti faccio svedellare. Maial? Che criminale! Mi ucciderò tutti, infami di merda. No, guarda, è meglio che non dico niente, perché l'ultima volta che ho infangato qualcuno che mi ha fatto un panino mi è arrivata sotto quella che mi ha fatto il panino. Come ti è arrivato sotto? Nei commenti. Ma dai! No, adesso, allora, non ricordo più qual era gli alimentari. I tuoi panini sono buonissimi, però questa micro puntina di stuzzicadenti, no, adesso scherzo, nel senso ci mancherebbe altro, non infanghiamo nessuno. Certo, se ne trovo altri 3-4 diventa sospetta la cosa. Ciao, camoscetto, caro vecchietto. Ha cagato, se io lo saluto lui caga. Non è mica un gatto. Ritornati qui, Monte Grappa, un'oretta. Adesso noi andremo su per di là, costeggeremo probabilmente questo sentierello, poi attraverseremo la montagnola e andremo nel sacrario. Piccola pausa riflessiva per capire un attimo il da farsi. In realtà lo sappiamo perfettamente il da farsi. No, no, le nuvole. Sparite immediatamente perché devo dronare io. Non droni con la nuvola? Ma drono, ma non si vede un cazzo. Comunque, dobbiamo andare su per di là. Adesso vediamo un po' com'è la situa, magari anche dall'altra parte, spero che non ci siano le nuvole. Siamo a 1590, dobbiamo arrivare a 1820. Cazzo, no, ho visto il meteo oggi e mettevano nuvoloso a un certo punto, però vabbè, stiamo a vedere, perché me la sono gufata quando ho detto, mi ricordo il tratto del Monte Serva. Al Monte Serva là sopra c'era un letto di nuvole, zero panorama. Bello, perché comunque eri proprio sulla punta e vedevi spuntare dal bianco tutte queste montagne attorno. Uff.
Allora, bella vista, tutto bianco, si prosegue. Oh, senti l'arietta, mi fa respirare un attimo. Questa parte è bella perché almeno è un po' fuori dal bosco, vedi continuamente il panorama. Stiamo bypassando la parte alta dove ci sono i parapendisti. Eppure sai, adesso avvio il drone, glielo scaglio contro contro il tipo che fa parapendio. Io ci perdo 500 euro, ma lui ci perde la vita. 1-0 per me. Se no dovresti fare il nome che sgancia mini ciccioli su. Esatto. Che bella sta parte, cazzo. Dopo da lassù faccio delle ripresine. Guardate che bello. Ultimo tratto, ultimi scalini, poi abbiamo finito la salita, siamo arrivati al sacrario. Oh signor Maial, ce l'abbiamo fatta, il sacrario del Grappa. Andiamo a vedere su che cosa c'è. Oh, là il cielo è limpido, peccato che non ci sia il panorama che voglio io. Mio fratello quel maiale non sale perché è un mezz'uomo. Togliti dal cazzo è una parola, non fa neanche le scale, poi mi dice togliti dal cazzo. Io so già che appena girerò l'angolo vedrò la poesia, vedrò quello per cui sono salito. Guardate che bello, mamma mia. Adesso ditemi voi, c'è veramente uno spettacolo più bello di vedere una montagna innevata? L'unico paesaggio più bello nel vedere quelle montagne innevate è essere in quelle montagne innevate. Guardate quel maiale del mio fratello. Guardate come rimbalza. Dai, sei abbastanza visuale, cosa dici? Sì, a parte quella nuvola lì, mannaggia, però qualcosa si riesce a fare. Puttana Eva. Bene ragazzi, stiamo andando verso il rifugio. Ho fatto un po' di riprese col drone, mi dispiace solo che si è visto veramente poco e quel poco che si è visto adesso non si vede più. Sì, io ho fatto provare il drone a mio fratello e già subito lo stava facendo cappottare con una derapata. Comunque questa tra l'altro è una zona militare, infatti il drone quando l'ho fatto volare mi ha detto guarda che questa è una zona militare, ti prendi la responsabilità di farlo. Sì, vai tranquillo, ho chiesto il numero di telefono, ho bypassato la faccenda, quindi se qualche militare sta guardando questo video sappiate che non sono una spia, non voglio fare... Io non c'entro, non voglio rilasciare informazioni sensibili, volevo solo far vedere delle montagnette, ecco, quindi tenetevi pure i vostri segreti. Abbiamo visto un cartello con scritto Ambo ai lati. Voi avete mai visto un cartello con scritto Rambo ai lati? Perché lui l'ha visto. Ma c'era la foto di Rambo nel cartello. Comunque, stiamo tornando giù. Siamo fermati un attimo al rifugio, che lui ha espletato le sue funzioni primarie. Stiamo circumnavigando il sacrario, che mi avrebbe fatto piacere farvelo vedere, ma presumibilmente è chiuso, perché effettivamente vedevo tutte le porte chiuse. Quindi adesso circumnavighiamo, poi dopo ci riallacciamo al sentiero. Come potete vedere non si vede proprio niente, ma proprio niente. Cioè si vede solo la strada, ma tutto il resto completa nebbia. Mi stavo tirando
Salta sempre fuori sta battuta in un modo o nell'altro. Stavo tirando fuori i guanti dal giubbino nel mentre ha detto cazzo, iniziano a farmi freddo le mani. Ho detto tieni, dovresti prendere questi guanti che mi avanzano. Iniziano a sudarmi le mani. Guanti che ti avanzano. Hai avuto per tutto il tempo guanti che ti avanzavano. Sì, fa freddo sulle montagne rocciose. Siamo sulle montagne rocciose. Credevo che le montagne rocciose fossero molto più rocciose. Già, per i film con gli indiani avranno usato i fondali. Vi prego, ditemi che state cogliendo queste citazioni. Sono le citazioni di un film. Scrivetemi qual è, per favore, e non deludetemi. Guardi che mi avanza. Ne avevo un paio sopra l'altro paio. C'era Harry che aveva le mani congelate. Era un viola. E io avevo dei guanti sopra dei guanti. Iniziano a sudarmi le mani. Abbiamo fatto il tratto in salita, questo qua era il tratto, quello che poi ci portava sul Sacrario all'andata, ricordate? Devo farvi un flashback vero del video. Mi sa che si va su di qua, sai? Su? Che senso? Guarda. Noi siamo scesi su di qua. No, dobbiamo andare giù e poi andare verso destra. Giù di là allora? Sì, dobbiamo andare giù e poi verso destra. Adesso scopriamo subito, andiamo laggiù ci sarà un altro bivietto, sicuro. Se c'è un altro bivietto vuol dire che è la strada giusta. Se non c'è un altro bivietto facciamo la strada dell'andata perché non ho voglia di rifarmi sto pezzo in salita. Sì dai, sarà quello là il bivietto. Ma sì, ma te l'ho detto. Eccolo là. Noi dobbiamo andare a destra di quel bivio là. Sento una forte pulsione di mingere. Cioè? Urinare. Facciamo vedere il cartello, che è quello che abbiamo visto all'andata. Vedete, Campocroce si può andare via per di qua, che è da dove siamo arrivati noi all'andata. Bene, quindi noi adesso prendiamo il sentiero 180, quindi all'andata seguite il 100, al ritorno seguite, se volete fare questo sentiero d'anello, seguite il 180. Ecco, perfetto, hai esordito con l'inizio del video. Vi faccio vedere questo tratto che è un po' più aperto. Stiamo scendendo a ritmo abbastanza serrato. Stiamo proseguendo per il 180. Mucchette! E là c'è indicato, vedi? Il sentiero. Però tu riesci a prendere col telefono qua? Penso di sì. Agriturismo Malga Cason Vecio. Dubito sia per di lì. È per forza per di qua. Secondo me facciamo così e scendiamo giù per di là. Sì, adesso guardo nel cellulare. Allora, noi siamo venuti giù da là. Abbiamo fatto così. Abbiamo consultato un pochino quella pseudo mappa di Wikiloc e mannaggia a me che non ho stampato quella vera. Adesso andiamo via per di qua. Vediamo se entriamo a casa di qualcuno. Bello aperto anche. Ragazzi, era una burla, non si va per di lì. C'è Malga a Cason del Vecio. Andiamo a prendere questo sentiero qui. Cazzo, sai che? Adesso lo faccio provare. La ripresina col drone su questa vallata non è male. Sostanzialmente si va per di là, si fa il giro e si scende giù per di qua. Sì, adesso faccio un po' di ripresine col drone di questa vallata perché francamente me ne infischio. Ripresine col drone fatte, adesso qua c'è un altro bivietto, noi dobbiamo prendere il sentiero C8, vedi? A cavallo naturalmente, tanto siamo ritornati nel boschetto. Perché bello sarebbe quello del nord. Sì, però lì c'è di proprio stare via un mese. Il cammino del nord sono 850, 840, una roba del genere. Allora lì anche più di un mese. C'è entrato carino che passa in mezzo alle rocce. Ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere. Che
Va ragioniere, batti! Fammi dare... No, dicevo, batti lei! Ah, è congiuntivo! Cioè, in realtà, a rigor di logica... Io, furbo! Non preoccuparti, bisogna fare i grossi. Me l'ho posizionato davanti a te. Ma è anche codardo! Che codardo! Voleva sfruttare il fratello minore come scudo. Me l'ho posizionato davanti a te. C'è di eleganza anche. Perché voi non avete visto, ma ci hanno rincorso quei due cani dallo sguardo molto incriminatorio e ci stavano correndo incontro, e come avete potuto sentire dalla sua esclamazione non era particolarmente contento. Mi ha usato come scudo il cane Caino. Può essere. Sei in soggezione? Mi sento un po' osservato. È bello sgrullata. Ciao, salve. Aspetta, fermo. Riprendere. Fallo riprendere da... Che bastardo. Scusa. Scusa, fermo. Fallo ripartire tu con sta pendenza. Senza cambiare marcia, senza niente. Comunque parte finale del sentiero tutta asfaltata, campo croce, La mia macchina c'è ancora, per fortuna. la macchina c'è ancora, le mucche anche, la gente che fa parapendio anche, cioè probabilmente quel tipo là è là che sta volando da stamattina, le correnti ascensionali, che è svenuto con la manopola così e gira costantemente, esatto. E voilà. Fine, ora al volo subito domande di rito. Quanto ti è piaciuto da 1 a 10? Allora, gli do un bel 7 a questa. 7, anche 7,5. 7, 7,5. Sì, avrebbe potuto prendere qualcosina in più, ma queste nuvole mi hanno un po'... Le nuvole sopra, mannaggia il demonio, volevo fare delle ripresine col drone. è Però venuto devo fuori dire la poco. verità, rispetto alla giornata di ieri, che è stata completamente di pioggia... Sì, c'è andata anche di culo che abbiamo avuto la possibilità di lusso, farla. Insomma, abbiamo avuto una bella, tutto sommato, una bella giornata anche di sole, voglio dire. Difficoltà, diciamo, nella norma. Quindi, comunque... fatica? Ma un fatica gli do un 6. Ho fatto giornate più faticose, come l'escursione passata. Come ben sapete. Per quanto la rifaresti adesso? Ah, beh, insomma, quindi potrei anche accontentare di poco, perché comunque è stata una bella escursione. Sì, So, 100 euro? No, te ne sono a 100 euro, dai. Va bene fare fatica, però voglio Vabbè, dire. è alloggio. Fammi trovare almeno un piatto caldo su, voglio dire. Esatto. No, allora comunque il sentiero era bello, peccato appunto come ha detto anche lui per la giornata, perché altrimenti si sarebbe visto molto di più, soprattutto nel versante nord. Peccato, ma botta di culo, voglio dire, nello stesso tempo. Sì, botta di culo nel senso che quantomeno non ha piovuto, considerando appunto che ha piovuto ieri per dire, o ha nevicato, addirittura c'era neve, quindi grazie anche che l'abbiamo fatto. Però se avessi dovuto scegliere giornata top, senza nuvole, sicuramente il versante nord sarebbe stato molto più gradevole. Abbiamo avuto modo di vederlo per poco, è sicuramente un'escursione che interessa molto di più e che consiglio di vedere agli amanti della storia. Quindi niente, grazie di aver visto anche questa escursione, spero di poterne portare... Guarda una cimice infingarda dove si è messa, cagna maledetta. Spero di potervene portare una anche nel mese di dicembre. Tutto sta se a novembre ho modo di fare un'altra escursione oppure no. Sicuramente è stato un toccasana. Guardate, è un'arma letale, però il panino è molto buono. Comunque è stato un toccasana dopo 1 mese e mezzo che non facevo un'escursione e vedevo solo palazzi e condomini, quindi decisamente buono. Grazie di aver visto il video, ciao, saluto ingordo. Ciao.